Ben ritrovati telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. La scorsa settimana puntata dedicata interamente alla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma si continuerà a parlare del Pibe de Oro anche nella puntata odierna. Vedremo la seconda parte di Adios 10 e per l'occasione un documentario realizzato da Alessio Maria Federici che ci racconterà l'amore incredibile tra Maradona e Napoli. Per quanto riguarda invece la prima parte si parlerà soprattutto di Serie D, in quanto, come tutti ben sanno, domenica prossima finalmente, almeno per la Serie D, si ritorna in campo. Nell'attesa qualche recupero che si è disputato, su tutti il recupero tra ACR Messina e Gelbison. Guardiamo subito il servizio. Un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Franco Scoglio di Messina. ACR a gestire il primo possesso e rendersi per prima pericolosa all'ottavo. Il cross di Aliperta è calibrato per la testa di Lomasto. Flebile però il tentativo del numero 15 bianco scudato. Passano poco più di 2 minuti e dal potente calcio piazzato di Uliano alza troppo il gomito Foggia, se ne accorge il direttore di gara che assegna la massima punizione in favore della Gelbison. Cartellino giallo anche per l'attaccante bianco scudato. Al punto di battuta si presenta Uliano a tu per tu con Lai. Intuisce solamente l'estremo difensore locale e Gelbison in vantaggio grazie alla marcatura al nono di gioco del numero 8 Uliano. ACR colpito a freddo ma che non si scompone al 17esimo dopo un tentativo centrale dalla distanza di Cretella. Pareggia con un calcio di punizione di Bollino. È interessante il duetto tra Bollino e Aliperta che si contendono la battuta di questo piazzato. Alla fine sarà il numero 10 bianco scudato ad andare col mancino trovando una deviazione che inganna D'Agostino. Ristabilita la parità del punteggio al Franco Scoglio 1-1. Tutto da rifare per la Gelbison, complice la marcatura di Mauro Bollino. Formazione di mister Novelli che agguanta il pareggio meritatamente, assoluta padrona del campo. Ci riprova poco dopo col tentativo questa volta di Aliperta che prova ad accentrarsi col mancino a lasciare andare il tentativo. Facile preda di D'Agostino. Gelbison in evidente difficoltà su un'offensiva apparentemente innocua. Pesca il jolly dell'1-2 e il minuto 32. Uliano si fida del proprio mancino, sorprende Lai per il vantaggio della Gelbison al 33esimo, cambia il parziale al Franco Scoglio, la doppietta del numero 8 rosso-blu costretta ad inseguire ancora una volta la compagine bianco scudata. ACR penalizzata oltremodo dagli episodi sin qui che ci riprova al minuto 39, punizione alla destra di Aliperta che pesca Foggia, ci prova col tacco, il salvataggio di Montuori, poi Sabatino, ancora Montuori col ginocchio, è miracoloso, si salva la Gelbison a 5 dal termine la prima frazione di gioco. C'è ancora tempo per un'emozione perché qui Foggia già ammonito allunga il piedone e il secondo giallo e l'ACR Messina resterà addirittura in 10 uomini per oltre un tempo. Ingenuità colossale da parte del numero 9 di mister Novelli che dopo essere stato già ammonito in occasione del calcio di rigore poi trasformato di Uliano. Qui si lascia sventolare in faccia il secondo giallo, doccia anticipata per lui e tè caldo per i 21 restanti in campo. Duplice fischio infatti del direttore di gara, inizierà subito con un cambio la ripresa infatti in campo a Dessi in luogo di Vacca. ACR che dunque non snatura il proprio credo tattico nonostante l'inferiorità numerica, inizia però con un'occasione per la Gelbison al minuto 49 infatti su cross di Dayawa ci prova Figlioria in semi sforbiciata, il tentativo però sibila alla destra della porta di Lai. Dall'altro lato si mette subito in moto il neoentrato a Dessi e qui scalda i guantoni D'Agostino con questo mancino da distanza proibitiva. Ancora ACR Messina con il coraggio in avanti, qui l'incursione dalla destra che trova però ancora una volta il miracolo di D'Agostino, sempre a Dessi sugli scudi. Ora è un monologo bianco scudato al Franco Scoglio al minuto 58, Aliperta per Cristiani, è miracoloso ancora una volta D'Agostino in uscita a negare la gioia del gol al numero 17 e qui sempre Aliperta in cabina di regia, allarga per Sabatino, il tentativo è velenoso ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta della Gelbison. 2 minuti dopo al 68esimo è il turno di Cristiani, con questa percussione taglia la difesa della Gelbison come fosse burro ma trova solo l'esterno della rete. Rimescola intanto le carte mister Novelli, arcidiacono in luogo di Bollino e Crisci invece che prende il posto di Cretella. Ancora un'occasione per l'ACR sempre con Addessi che si gira in un fazzoletto, non riesce a impensierire D'Agostino.
Premiato il forcing dell'ACR al 78esimo, il cross di Sabatino per Addessi che trafigge D'Agostino sul filo del fuorigioco. Il numero 5 bianco scudato sale male De Foglio, lo purga Addessi che trova il meritato pareggio per l'ACR Messina. Ancora un cambio, esce Cristiani, entra Saindou Yassin al 90esimo, però a solo Di Cangemi che mette dentro il pallone per il compagno Gagliardi. Gagliardi ci prova in estirata, salva tutto il numero 2 Cascione. Non accadrà null'altro nei 4 minuti di recupero decretati dal signor Sicurello di Seregno. ACR Messina, Gelbison e Giassoria, e termina per 2-2 in rimonta. La squadra di mister Novelli porta a casa un punto, anche se le aspettative alla vigilia erano ben altre. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Si è dunque conclusa 2-2 la partita di recupero tra ACR Messina e Gelbison. Vedremo a partire da domenica prossima quali saranno le vere ambizioni dell'ACR Messina per quanto riguarda questa stagione 2020-2021. Adesso sentiamo le interviste realizzate post partita da Radio Night, che ha intervistato mister Raffaele Novelli, così pure il difensore Sabatino e l'attaccante Addessi. Dico, abbiamo fatto una buona partita su un campo difficile, perché venire dopo da 5 settimane, loro avevano una settimana in più, anche se sono allenato molto di meno, hanno avuto grandi difficoltà in passato, però hanno avuto almeno i 90 minuti, noi siamo arrivati bene fino alla fine, i 95 minuti, che era un po' la preoccupazione sull'aspetto fisico, su un campo così pesante e in svantaggio con un'inferiorità numerica per circa 48-50 minuti che abbiamo avuto. E la squadra stessa ha avuto idee di gioco, abbiamo avuto diverse occasioni da gol già nella prima parte. E poi ci sta un po' il rammarico, che penso che su alcune situazioni, come il gol che abbiamo preso tira lontano, non facciamo pressione sul portatore palla e ci puniscono. Bisogna imparare e lavorare un altro aspetto, e poi siccome riceviamo numerosi falli, okay, dobbiamo entrare in mentalità di condividere, mantenere la tranquillità e serenità dentro, di non innervosirci, perché così sprechiamo solo energie nervose, e di avere più lucidità in alcune zone del campo. Il campionato è lunghissimo, io non guardo, io la classifica la vado a guardare l'ultima giornata e devo dire che è un campionato, come avete visto in qualsiasi squadra, questa è una squadra molto brava nel ripartire e giocare in profondità, e che non abbiamo concesso. Penso non abbiamo concesso nulla all'avversario. Poi se vogliamo entrare nei dettagli della partita, sia nella prima parte che nella seconda parte abbiamo avuto 6-7 palle gol. E in alcune situazioni, come abbiamo calciato in aria, quelle palle che cadono, a volte voi per difficoltà nostra, ma poi anche proprio per l'avversario non riusciamo a concludere. Però la squadra non si è disunita, la squadra ha avuto rabbia, ha avuto carattere, però sappiamo internamente dove bisogna migliorare, lo sappiamo benissimo, e dobbiamo accelerare questo processo di crescita, che non è un processo di crescita sotto l'aspetto fisico e tecnico-tattico. Dobbiamo crescere un po' più in personalità. Giocare con uno in meno, con una squadra così, e ti buttavi tutti in avanti, era molto pericoloso, e noi l'abbiamo fatto attaccando, ma mantenendo sempre un equilibrio di squadra. Dobbiamo, come ho detto prima, non voglio entrare per le situazioni arbitrali, perché c'è da parlare tanto, però poi non riusciamo a correggere le nostre difficoltà, diciamo, alcuni nostri limiti, che li possiamo migliorare tantissimo con un aspetto diverso di quello che stiamo facendo attualmente. Noi dobbiamo condividere se c'è un errore arbitrale, ma si può recuperare la partita, non ci dobbiamo innervosire, perché così perdiamo la nostra qualità, che è quella di far gioco. Da un mese che prepariamo e aspettiamo questa partita, purtroppo commentiamo un pareggio. L'unica cosa positiva di oggi secondo me è il fatto che l'abbiamo ripresa un uomo in meno, abbiamo giocato circa 50 minuti in meno, l'abbiamo ripresa e comunque abbiamo provato pure a vincerla. Però il campionato è difficile e chi pensa che queste partite possano essere delle partite facili non ha capito niente. Quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di capire che questo è un campionato dove ogni domenica possiamo fare 3 punti, possiamo pareggiare e possiamo perdere. L'importante è che noi usciamo dal campo
dando tutto. E questa, l'unica medicina è quella di lavorare. Se oggi avessimo vinto ci troviamo a 10 punti, a 11 punti e invece siamo a 9, a noi non cambia niente, perché comunque il campionato è lungo, finirà non a maggio ma forse a giugno con questa situazione che si è venuta a creare, siamo fermi da un mese, quindi noi dobbiamo stare tranquilli però consapevoli del fatto che dobbiamo lavorare per cercare di diventare superiori agli altri, perché non siamo superiori se creiamo 10-15 occasioni rispetto agli altri, siamo superiori se la domenica usciamo con un gol in più. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, anche se penso abbiamo fatto una grandissima partita perché abbiamo creato tanto e sicuramente dobbiamo fare meglio. E niente, dai, è su un campo comunque pesante, quindi un punto ce lo teniamo stretto. Penso dobbiamo stare tranquilli perché siamo consapevoli delle nostre forze, quindi siamo tutti giocatori esperti, quindi mentalmente penso dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo allenarci come abbiamo fatto in questo periodo e credo che tanto prima o poi girerà dalla nostra parte. ACR Messina che ha anticipato il ritorno in campo per quanto riguarda le squadre siciliane in questo girone I del campionato di Serie D, tenendo presente ancora che c'è da recuperare un incontro, quello tra Troina e Roccella. Parliamo adesso della Ciriale, sentiamo le parole di Giuseppe Pagana. In un momento così pesante la forza deve venire da dentro e la forza viene se quando fai qualcosa ti diverti. Infatti noi da questo punto di vista abbiamo organizzato il lavoro cercando di fare tantissime partite, tanti mini tornei tra di noi, a volte i ragazzi litigano anche tra di loro e questa è una cosa buona perché vuol dire che c'è lo spirito giusto. Speriamo che si riprenda veramente il 13, anche se secondo me se da un certo punto di vista è una cosa bella riprendere l'attività, dall'altro punto di vista non so se è la cosa più giusta perché poi ci saranno le soste natalizie e quindi sempre un prende e lascia. Invece secondo me, come già ho detto in precedenza, bisognerebbe proprio stabilire qualcosa di certo e riprendere quando ci sono le condizioni per far sì che il campionato possa riprendere sia dal punto di vista agonistico e anche dal punto di vista proprio ambientale, dove le persone potrebbero ritornare allo stadio. Ormai fare 2 o 3 partite per poi riprendere a gennaio secondo me è una cosa non giusta, però purtroppo noi facciamo parte di questo mondo, dobbiamo sottostare alle direttive che vengono dall'alto e da questo punto di vista, come ho detto prima, cerchiamo in tutti i modi di farci trovare pronti. Aciriale che dovrà difendere il suo momentaneo primo posto in questo girone I del campionato di Serie D. Parliamo adesso del Biancavilla, settimana di preparazione importante per mister Orazio Pidatella. Sì, quando è iniziato il campionato sono stati più protocolli che partite, quindi speriamo che sia la volta buona. È chiaro che prima viene la salute, però è anche vero insomma, che poter incominciare di nuovo a giocare sarebbe importante per tutto il movimento calcistico. La concentrazione non è come un interruttore, attacca e stacca, noi quindi siamo preparati mentalmente in una certa maniera. Siamo arrivati in una settimana particolare, incontravamo insomma la capolista e ho trovato un gruppo compatto, adesso siamo più consapevoli delle nostre conoscenze, ma bisogna vincere quanto più contrasti possibili, bisogna guadagnare metri, bisogna aggredire l'avversario, bisogna dare intensità alla gara, ecco tutte cose che dobbiamo mettere in campo già la domenica prossima. La consapevolezza dei propri mezzi, l'unità di intento, l'unico pensiero che ha questo gruppo, questi sono dei punti di forza perché puoi avere dei bravissimi giocatori che magari la pensano un po' diversamente fra di loro, può anche essere normale, ma quando la pensano tutti quanti alla stessa maniera per lo staff e l'allenatore è un vantaggio. Se a Biancavilla regna l'ottimismo, a Paternò c'è molto pessimismo. Hanno fatto scalpore la scorsa settimana le dichiarazioni del presidente Ivan Mazzabuto, il quale ha dichiarato in maniera forte e decisa che rischia di proseguire la stagione con una squadra giovanile, falsificando la regolarità del campionato. Quindi mi auguro che in questo caso la federazione si sensibilizzi ancora di più nei confronti di tutte le squadre del campionato di Serie D, perché sappiamo benissimo i costi e l'impegno del nuovo piano sanitario. A tal proposito adesso sentiamo un tesserato del Paternò, parliamo del centrocampista Stefano Majorano.
No, non è facile, ma per tutta la situazione, non è solo questo stop, è difficile come abbiamo iniziato, purtroppo poi ci sono stati parecchi contagiati, purtroppo oggi non si può parlare più di calcio giocato, si deve fare di necessità virtù. Ne parlavamo prima con il capitano Pino Truglio, è un gruppo che dal ritiro ad oggi è cresciuto, è cambiato, però ora la crescita è evidente anche come gruppo di amici e calciatori. Sì, inizialmente diciamo che oggi è un'altra squadra in confronto al ritiro. Però sono contento, si è fatto si è fatto un bel gruppo, si sta bene, si lavora bene e questo mi fa piacere, ci sono tutti i presupposti per fare secondo me un buon percorso. Dalla sconfitta di Licata ne siamo usciti con l'amaro in bocca. Dove può arrivare secondo te questa squadra? Ma è qualche anno che faccio questo campionato, questo girone, secondo me questa è una buona squadra. Purtroppo dopo uno stop di 20 giorni ci siamo ritrovati a fare 5 partite in 10 giorni, non è facile, ma questa è una squadra che secondo me lavorando bene, con la tranquillità che c'è, si può divertire in questo campionato. Non è facile ritornare in campo dopo parecchie settimane di stop. Vedremo cosa succederà domenica prossima in tutti i campi del campionato di Serie D. Adesso parola ad Alessandro Nigro, allenatore in seconda del Marina di Ragusa. Ormai è più di un mese che i ragazzi non fanno una partita ufficiale, quindi diventa anche difficile per loro allenarsi senza un obiettivo. Ma nonostante quello, comunque i ragazzi si stanno allenando con grande professionalità, con grande entusiasmo e sia il mister Utro che noi come staff siamo contentissimi per questo. C'è grande unione tra di noi, quindi diciamo che è un matrimonio che è stato fatto in ritardo, perché con mister c'è stato sempre grande affiatamento, ci siamo sempre sentiti anche negli anni scorsi. Quest'anno è arrivata l'ufficialità, quindi sono contento, lo ringrazio perché mi gratifica anche il mio lavoro che porto quotidianamente durante la settimana. Allora, FC Messina, come hai detto tu, è una squadra importante, costruita sicuramente per vincere. Rispetto a tutte le altre squadre che sono state comunque, vedi ACR Messina, Cireale, Licata, secondo me è un gradino un po' più alto rispetto alle altre, come rosa. Questo lo testimonia gli ultimi acquisti che hanno fatto. Agnelli, che è un giocatore che non ha bisogno di presentazione, lo stesso Barcos, se non sbaglio, che ha 3 presenze con la nazionale argentina nella massima serie, quindi sicuramente è una squadra importante. La rispettiamo, ma andremo lì sicuramente senza alcun timore. Oltre al pensiero di Alessandro Nigro, adesso sentiamo le parole di Giuseppe Cervillera. Sì, io mi alleno sempre al massimo e cerco di fare il massimo, soprattutto sia per me che per la squadra. Poi ovviamente è tutto finalizzato al gruppo e ai risultati. Intanto noi pensiamo partita per partita e con l'FC Messina andremo a fare sicuramente la nostra partita con umiltà. Sappiamo che è una grande squadra, ma questo non ci deve intimorire. Adesso ci fermiamo, pubblicità, tra poco rientriamo in studio.
Eccoci rientrati in studio dopo la breve pausa pubblicitaria. Telespettatori di Gold 78, sportivi di penalty. Vi ricordo che nella seconda parte vedremo il documentario dedicato al Pibe de Oro Diego Armando Maradona, realizzato da Alessio Maria Federici. Adesso parliamo di Covid, purtroppo, che ha attanagliato e sta ancora attanagliando, soprattutto in questo caso sportivamente, tutti i campionati dilettantistici. Sentiamo una bella intervista realizzata da Messina nel pallone.it all'infettivologo Lorenzo Mondello. Allora, dottore Mondello, un membro importante della comunità scientifica, ma anche un grande appassionato di calcio e di calcio dilettantistico. Oggi siamo qui per chiederle proprio questo: se il calcio dilettantistico ha un modo per ripartire, e se sì, quando secondo lei si potrà ripartire? È ovvio che il calcio abbia risentito in tutta la sua interezza, in tutte le componenti dell'epidemia, e quindi risentirà ancora degli aspetti eventualmente favorevoli legati alla minore diffusione del virus, alla maggiore efficacia delle terapie. Certamente anche nel calcio, così come sentiamo ogni giorno per la scuola, si richiedono dei regolamenti, si richiedono dei protocolli pure, perché tutte le componenti del calcio e dello sport in genere siano consapevoli un po' anche delle limitazioni, anche dei sacrifici da dover ulteriormente affrontare per il proseguire l'attività. Abbiamo visto anche la riduzione notevole dei ricoveri a partire dal mese di ottobre e fino alla data odierna, consente di guardare anche al futuro con un maggiore ottimismo. E per quanto riguarda, è chiaro, l'attività regionale, io credo che anche i campionati di eccellenza possano anche, se non da subito, ma anche dopo le festività natalizie, riprendere, previa concertazione appunto tra il Comitato regionale Sicilia della FIGC e le società dei due gironi. Perché io credo che oggi, con la diffusione ormai capillare della rilevazione del virus attraverso i tamponi rapidi, si possa effettivamente guardare con un certo ottimismo anche alla ripresa dell'attività. Certo, lei mi fa una domanda netta, è chiaro, io non sono un componente del comitato, però da medico, da infettivologo dico che se noi per esempio andiamo ad anticipare l'attività dei campionati di eccellenza alla giornata del sabato, che è ancora una giornata di piena attività lavorativa in campo sanitario, questo consentirebbe di effettuare nella mattinata del sabato stesso i tamponi rapidi alle società, quindi alle due squadre che vanno a gareggiare poi nel primo pomeriggio, andare a screenare il mercoledì, quindi poi prepararsi al venerdì, andare a presentare già una predistinta, perché se noi non partiamo da questo, che contenga tutti i tesserati, ma solo quelli che vanno anche in panchina, non quelli da mandare in tribuna, esattamente il numero giusto, con i dirigenti, il minimo indispensabile di quelli che vanno scritti in distinta e non uno in più, presentarli già il venerdì in via telematica agli organi federali, e quindi poi il sabato ci può essere l'opportunità, in caso di eventualmente di un tampone positivo, è chiaro, prendendo tutte le precauzioni fino a quel punto, quindi il distanziamento, tutte le regole, la mascherina, andare poi a sostituire fino a un massimo di 2 giocatori, ma tra quelli che comunque il mercoledì sono stati screenati. Se noi facciamo questo e poi nei campionati di eccellenza magari andiamo a spostare di una mezz'ora, di un'ora in ritardo l'inizio degli incontri, e il tutto previa verifica e controllo da parte di un commissario di campo, io credo che l'attività dei campionati di eccellenza possa ripartire. Discorso un pochino diverso è per gli altri campionati, dalla promozione in giù, però io credo che la promozione anche dalla fine di gennaio, dalla fine di febbraio, potrebbe riprendere,
però io credo che, chiedo scusa se mi intrometto in questioni non più sanitarie, bisogna guardare a questi campionati dalla promozione in giù modificando un pochino la strutturazione dei campionati stessi. Ecco, per esempio pensare a un girone di sola andata con dei playoff allargati non fino alla quinta ma fino alla nona, in modo tale, ecco, da consentire poi un mini campionato finale quando già arriva la buona stagione e magari la morsa del virus si allenta. Ecco, abbiamo detto, lei è un appassionato di calcio dilettantistico, ne ha visti tanti campionati di questo tipo. Quale può essere secondo lei anche l'impatto economico del fermare il campionato o di questo sistema eventualmente? Sicuramente il fermare il campionato sine die, quindi anche definitivamente se vogliamo, perché è chiaro che il virus fino a maggio circolerà con gli alti e bassi dovuti alle limitazioni, alle restrizioni, però circolerà. E quindi chiudere tutto significa un danno economico incalcolabile, significa sicuramente la scomparsa di società anche importanti del panorama calcistico regionale. Quindi io non lo vedrei, non lo vedo intanto dal punto di vista medico, perché con gli accorgimenti che ho detto si può proseguire, ma non lo vedo sicuramente da appassionato, da sportivo, mi immedesimo anche nei sacrifici delle società, quindi non sarebbe nemmeno giusto, ma non ci sono gli elementi, insomma, per non continuare l'attività senza il pubblico. Per quanto riguarda i campionati minori, io credo che modificando un po' l'organizzazione, consentendo un girone unico con dei play-off, play-out un pochetto più allargati, si possa continuare. Abbiamo parlato dell'aspetto medico, tralasciando i casi eccessivamente gravi, quelli da terapia intensiva, c'è anche la possibilità di curarsi a casa quando ci sono sintomi minori, tra virgolette. Ma io sono stato anche chiamato in causa pure da atleti, dagli sportivi, da calciatori, da ex calciatori, eccetera. In questa fase ne ho seguiti veramente tanti e non solo in Sicilia. E io credo che la chiave di volta poi alla fine, per dare la giusta dimensione, col giusto realismo, quello che almeno ha caratterizzato sempre la mia presenza in questo enorme dibattito nazionale che c'è sulla pandemia, è quello di affrontare le cure da subito e al domicilio. Se si fa questo, come i numeri dei ricoveri calati drasticamente, forse nella giornata di sabato si scenderà sotto l'1%, quindi che significa proprio che su 100 contagiati meno di uno addirittura statisticamente andranno in ospedale, e quindi io credo che si possa guardare anche all'attività sportiva, intanto quella agonistica e poi successivamente anche a quella ludica con maggior convinzione. Non c'è una data ufficiale sul ritorno in campo del calcio dilettantistico. Si parla di fine febbraio, ma a questo punto attendiamo la conclusione delle festività natalizie e soprattutto comunicazione ufficiale da parte della Federazione Gioco Calcio. Adesso parliamo di un evento che si è svolto nel Messinese. Paolo Munafò l'ha seguito per noi. In questa occasione si festeggia i 50 anni di fondazione della società Aquila Bafia. Il campionato di prima categoria è ormai fermo dal 24 di ottobre scorso, quando si giocò la quarta giornata di andata, e quindi da oltre 40 giorni le squadre sono state costrette ad interrompere anche gli allenamenti e probabilmente di tempo ne servirà altrettanto prima che si possa tornare, forse, a giocare nuovamente. Nonostante ciò, l'USD Aquila Bafia, formazione inserita nel girone D e che lotta per il salto in promozione, si è riunita oggi pomeriggio proprio qui al comunale Pietro Pallio di Bafia per scambiarsi gli auguri di Natale e soprattutto per presentare la nuova maglia, quella del 50° anniversario, perché proprio nel 2021 la società biancorossa festeggerà mezzo secolo di vita. Ho voluto fare questo gesto oggi per fare gli auguri a tutti i ragazzi. Un augurio a mio figlioccio Tindaro Pergolizzi, che è diventato papà da 2 o 3 giorni, di un bellissimo bimbo che si chiama Samuel. Gli faccio gli auguri di cuore veramente, perché Tindaro per me è come un figlio. Auguro veramente che si chiuda quest'anno maledetto di tutto questo Covid che stiamo avendo
con tutta questa crisi calcistica che c'è a livello dilettantistico, e auguro un 2021 veramente di cuore a tutti quanti di essere in campo e divertirci come abbiamo sempre fatto in questi 50 anni di Aquila Bafia. Penso assolutamente che la ripresa non sarà vicina, perché adesso ci sarà questo fermo fino a dicembre che è già ufficiale. A gennaio aspettiamo altre notizie per poter riprendere, quindi si vedrà questa famosa curva come andrà, o sale o scende. Non ha un significato ben preciso riprendere, poi magari ci sarà un altro fermo. A mio avviso significa magari aspettare un bel po', posso dire metà marzo così, e poi riprendere fino a giugno, quando sarà, magari facendo dei doppi turni di partite, ecco. Però è difficile fare dei programmi ad oggi. La società anche oggi ha voluto dimostrare che è molto vicina ai ragazzi, a tutti noi, quindi il Presidente ancora una volta ci ha voluto riunire per farci gli auguri di Natale, fare un piccolo rinfresco e stare un po' insieme, ecco, quello che magari oggi manca un po' a tutti. Complimenti all'Aquila Bafia che ha realizzato in occasione dei suoi primi 50 anni di storia questa bella maglia commemorativa. E adesso chiudiamo questa prima parte della nostra trasmissione con un videoclip dedicato ad un personaggio che invece ci gusteremo per intero nella seconda parte. Stiamo parlando di Diego Armando Maradona. Un clip che riassume la sua bellissima avventura tutta napoletana. Farmelo un po', adoro fuoco cosce ma si fuia, te lascia sta, e non te corra pressa, non te struia, sulla guarda, yamma, coppa yamma, coppa yamma, funiculi, funicula, coppa yamma, funicula. Noi yamma dalla terra alla montagna, nu passa in cielo, severa Francia proci della Spagna, ti vega te, tirata con le fumerette fatte, gelosa va, come lo viento all'intrasatto, vuoi sai, yamma, coppa yamma, coppa yamma, funicula, coppa yamma, funicula. Funicula, coppa yamma, funicula. Coppa yamma, funicula, coppa yamma, funicula. Quando mamma te l'ha fatta, lo sapevi come facette, non bastasti carne bella, tutto
quello che mi dette, tutto quello che mi dette. 100 rose cappucciate in da Marta l'ambiscata, latte rose, rose, latte te facette un colpo fatto. Non c'è bisogno di zingara per divina consce, come t'ha fatto mamma te lo saccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servette stessa dose, non servette stessa dose. Lo sapevi che ci mettete, lo sapevi che ci mettete. Moderica tutte cose, moderica tutte cose. Non banane, china, tutta fravola e giardina. Mele, zucchero e cannella, te basta sta bocca bella. Non c'è bisogno di zingara, mandi vina con c'è. Come t'ha fatto mamma te lo saccio meglio te. E per fa sti trezzi d'oro, e per fa sti trezzi d'oro. Mamma tu sei pezzentetta, mamma tu sei pezzentetta. Bella mia tua moneta, bella mia tua moneta. Lo sapevi che ci mettete, lo sapevi che ci mettete. Una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana. Ci volete questi trezzi che passano un giusto prezzo. Non c'è bisogno di zingaro, bandimi la cuce. Come l'ha fatto mamma, te lo saccio meglio te. La miniera sana sana, tutta fatta a filigrana. Ci volete questi trezzi che passano un giusto prezzo. Non c'è bisogno di zingaro, bandimi la cuce. Come l'ha fatto mamma, te lo saccio meglio te. E non capisci che volta che succede, è che la casa vede, non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata nera, e a mamma chiama Cira, sì signore chiama Cira. Se Cira è volta, se vota e Cira, se che tu chiama Cicciontuona, che tu chiama Peppuccino, che lo ninna è nera, 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 come che. O condone con mare chi sta a fare, sti fatti non so rare, se ne contano a migliaia. Si dice che è bastata una guardata e la femmina è rimasta sotto la botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se padruanna mo chi è stata che qui io ti buono dire che lo ninna è nera, 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 nera come che. O spiego parolane e me parlamma, perché si ragionamma che sto fatto ci spiegam. A do pastino grano cresce
riesce o non riesce, sempre è grana che la esce. Me dilla mamma me dilla pure a me, quando fatto con me chiude ci sono due peppoccine che lo ninna nira 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 come che. Quando fatto con me chiude ci sono due peppoccine che lo ninna nira 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 come che. Dici d'ancella sta compagna vostra che ha già perduto sogni a fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, io già volessi dicere ma non ci so dire. Dici d'ancella che è una rosa e maggio, che assai più bella è una giornata di sole, a bocca soia, più fresca e viola, io già volessi sentire che innamora di me.
Una clip musicale tutta napoletana per il mito Diego Armando Maradona. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma non cambiate canale perché la seconda parte sarà inaugurata dal documentario di Alessio Maria Federici, ancora una volta dedicato al Pibe de Oro. He'll never forget our anniversary. We got married 6 years ago. Biagio and I got married on October 10th of 2010, on 10-10-10. Io sono sfortunato perché sono nato nell'89. E quando è stato? 58, 59? Il 30 giugno del 1984 è stato, diciamo, un giorno epocale
eravamo tutti quanti galvanizzati, tutti quanti come se dovessimo raggiungere una meta, tutti insieme. Guarda, io parlo e mi piange il cuore perché sono cose che non posso più tornare indietro con la mia età. Cioè, tutt'oggi, a 43 anni che ho, ne parlo, mi viene la pelle d'oca. Sì, è la stessa che vivo ora, ecco, mi viene la pelle d'oca. Cioè, presente quando sei bambino e dice mamma adesso arriva Babbo Natale e ti rimani tutto meravigliato con la bocca aperta? È successa una cosa grande, una cosa mai vista fino a quel giorno là. Io sono venuto da lavoro, ho visto tutta gente che parlavano così. Ero uscito da poco dal seminario. Stavo fuori dalla parte del sindaco di Napoli. Stavi camminando da letto vedendo la TV. Ero a casa, stavo giocando, ero piccolo, avevo 9 anni. Allora avevo sui 50 anni. Nell'84 avevo circa 6-7 anni, ok? Eravamo al ristorante. E viene mio padre vicino a me. E mentre i camerieri servivano e mentre la gente passava, C'erano queste piccole televisioni libere che ci aggiornavano e fino alla fine dicevano che sfumava. Si sentiva che stava per arrivare, bene, non bene. Si doveva sapere, non si doveva sapere, è venuto, non è venuto. Ma l'hanno pigliato, ma ha firmato. Non cattam. Per cui eravamo tutti quanti in tensione. Fu in una notizia all'improvviso, non si sapeva niente. Beh, ci fu, sai, tipo un moto rivoluzionario, stava succedendo qualcosa di incredibile, qualcosa di inarrivabile. Un qualcosa che era solo un sogno. Per me fu come uno shock. Io la vidi su Telemonte Carlo, uscì una scritta piccolina, Maradona al Napoli. C'ho ancora conservato il Corriere dello Sport, Diego è del Napoli. C'è scritto Maradona al Napoli. È come se fosse stato, prima di venire, già un figlio di Napoli. Io questo è una cosa che sentivo, dentro, passionale, anche a livello epidermico. È stato come se arrivasse, insomma, gli americani nel periodo della guerra, cioè un liberatore, qualcuno che viene e dice ok, mo possiamo fare qualcosa. Era 60 anni che aspettavo in Napoli. E lei è stata una cosa bellissima. Si accende immediatamente questo fermento, no? Che ci dà quell'area di vincita su non si sa cosa. Qualsiasi categoria di persone si metteva insieme e ballava e cantava insieme. Allora ce l'hanno accattata. Avevamo accattato a Maradona finalmente. Sì, l'hanno accattata a Maradona. Diego! Maradona do Napoli. Comprare il più grande giocatore del mondo. L'hanno accattata a un mostro. Cioè, una cosa allucinante. Esplose Napoli. A Barcellona bisognava essere forti e basta, bisognava vincere qualcosa. Essere qualcosa non era così importante. Nessuno si sarebbe aspettato che il più grande giocatore di tutti i tempi venisse a giocare in una squadra di mezza classifica che non aveva mai vinto nulla. Napoli voleva essere qualcosa, voleva ritrovarsi e credo che si siano attratti. Non riusciva a spiegarmi come Maradona dal Barcellona potesse venire a Napoli. Poi dopo l'abbiamo capito il perché. Praticamente il Napoli non avrebbe potuto tesserare Maradona perché era fuori dai tempi, perché la trattativa fu così lunga e violenta che arrivò addirittura quasi a cazzotti nella sede del Barcellona. Io ho dei flash, cioè ho queste pagine del giornale. Cioè. Un colpo di genio levantino di Corrado Ferlaino, del grande presidente Corrado Ferlaino che... Arrivato a Milano a tempo scaduto... Addirittura non aveva ancora il contratto. Corruppe il portiere del palazzo della Lega Calcio, fece protocollare una busta vuota senza contratto. Deposita un foglio di carta, in bianco. Glielo andò a portare dopo 2 giorni. Una beffa favorita da un napoletano che ovviamente gli apre la porta. Altrimenti non avremmo mai vissuto queste cose. Comprare un calciatore per 13 miliardi. Fu una cosa sconvolgente, non sapeva chi doveva mettere 1 miliardo il Banco di Napoli, mettere 1 miliardo l'altra banca. Era quasi una fiche, una vincita. Ma la cosa incredibile era che ancora le persone si chiedono come sia stato possibile che sia venuto a giocare nella nostra città. Perciò rimarrà per sempre un idolo, un mito. E ha trovato la madre Napoli pronta ad accoglierla e ad allattarla e a crescerla bene, l'ha cresciuto molto bene. E lui ce n'è molto riconoscente. Il mito è qualcosa che sta dentro il sangue proprio del sud, no? Della nostra realtà. Noi abbiamo bisogno del mito, abbiamo bisogno di chi in qualche modo ci riscatti da certe realtà che ci hanno sempre portato a definirci il sud, su tutto. E credo che incise molto su quello che fu definita la rinascita di Napoli. Ecco qua, signora, Sua Maestà Maradona, nostro fratello. L'arrivo di Maradona è legato a una frase
che mio padre mi ha sempre ripetuto, che praticamente dice che l'84 è stato un grande anno per due motivi. Uno per l'arrivo di Maradona e l'altro perché ero nato io. Cioè io venivo messo in secondo piano per farti capire come l'hanno vissuto loro l'arrivo. Ma vuoi sapere la data? Il 30 giugno fu annunciato, il 5 luglio lui salì dalle scale con una maglietta bianca semplice, fece un palleggio e poi lanciò il pallone in aria verso il pubblico. Cioè fu l'entrata trionfante come un re. In due stati di San Paolo non si è capita niente. E già da quel giorno per me è stata una cosa... Non lo so nemmeno io, non mi ricordo, te l'ho detto, una cosa da pazzesca, veramente. Uno stadio gremito, non c'erano posti nemmeno a vedere che cosa, non sapevamo che cos'era. Era quel pubblico. Non era una partita, non era un incontro, era una figura, una persona. Andammo là, c'era un clima, una gioia, un entusiasmo. Solo con Maradona vedi il San Paolo di Napoli in quelle condizioni. Cioè non si contava un buco, uno spazio libero. Inspiegabile, una persona da sola con un tocco, con un passaggio creava e destava emozioni incredibili. Mai successo. Io penso che quella volta ci entrarono 20.000 persone in più. E ovviamente io ero tra quei 60.000. C'erano quasi 65.000. 60, 70, 80.000 spettatori. 90.000 persone stavano sul campo aspettando a Maradona. 90.000. Quell'emozione, tanta gente, cioè quasi 100.000 persone che... Cioè che straripa. Non te lo dico. Non è tutto terremoto a Napoli. E lui quando è entrato nel campo di palloni guardava, della gioia. L'ingresso trionfale più vero, più sincero, più naturale della storia della città. Ci sentivamo vincitori ogni momento. E quell'input che mancava da molti anni. E vedevo, anche se ero piccolo, che già c'era successo qualcosa di importante. Cioè che questa persona che arrivava poteva fare qualcosa di grande per noi. Ha portato una cosa che qui i napoletani sono estremamente affascinati, signori. Lo spettacolo. Ma questo spettacolo ha affascinato tutti, anche chi di calcio non ne capiva, non ne capisce un tubo. Era, come dire, l'uomo delle speranze. Diego! Napoli nelle sue contraddizioni e nelle sue emozioni forti è molto simile all'Argentina. Di conseguenza Maradona non poteva trovare un luogo migliore dove esprimersi e esprimere il proprio carattere. Ha sempre mostrato di essere e di sentirsi uno dei napoletani, non l'idolo, ma uno di loro. È un personaggio di Napoli, è sempre, non ha nazionalità, ma le sue origini, la sua voglia di riscatto, è un personaggio del popolo. E perché uno fosse frate e frate, e uno fosse la sua città, perché lui si è trovato benissimo a Napoli, ha aiutato pure la gente, ha dato una mano a tutti, e allora Maradona è uno di famiglia napoletana. Poi Maradona qui a Napoli ha trovato Napoli e i napoletani che erano per lui anche un motore per la sua forza. Perché Maradona si è dichiarato napoletano subito. Maradona è un napoletano che vive all'estero. Mi fanno sentire come uno di loro. Sicuramente io mi sono trovato molto bene, meglio di Barcellona. Qui sono più affettuosi. La maniera di entrare con il scherzo sempre, quella è una maniera dell'argentino. L'argentino anche scherza molto come il napoletano. E viene messo signore che sicuramente non era un professore universitario, ma semplicemente un uomo del popolo
si misurava bene perché ne capiva e si faceva capire dal popolo napoletano. Sin da subito è entrato in sintonia, ma è una sintonia naturale. E quello poi il napoletano lo sa, lo sente. Questa empatia, questa chimica che si è creata tra lui e la città è sicuramente irripetibile e non sarebbe mai capitata da nessun'altra parte. È come l'intenditore di vino, l'intenditore di mangiare. Lui era un intenditore della vericità di una persona e ci ha capito subito. La grandezza di Maradona che si identificava nel povero, perché lui veniva dal niente. Lui viene da un quartiere così difficile, che forse a Napoli di quartieri così difficili non ce ne sono. Un pochino lui era come i napoletani, ecco, un po' come me, che venivano da quartieri un pochino più disagiati. Dava quella spinta e posso farcela, non c'è bisogno, ce la può fare anche chi viene dal basso. Lui permetteva la possibilità di dire ci siamo, stiamo qua, cioè esiste questo sud. Cioè, hanno pigliato coraggio. Come si fanno una persona che ti ha dato tutte cose? Che lui poi ti dava, oltre al calcio, lui con le sue convinzioni ti ha dato anche... Dice, noi possiamo battere la Juve, noi possiamo fare questo, noi potevamo fare tutto. E quindi è rimasto nel cuore, per forza. Per i napoletani era anche una rivincita, soprattutto per quelli più poveri, era una rivalsa, un sentirsi importanti, considerati. Forse l'unica ricchezza era Maradona per molti, no? Vederlo giocare, vederlo palleggiare, vederlo anche combattere, tra virgolette, per quel popolo. È entrato nella nostra vita, ha rappresentato il classico spugnizzo napoletano. Però cosa aveva dalla sua parte? Il fatto di poter esprimere forse un qualcosa che la città non poteva esprimere. Diciamo che è stato un grosso portavoce comunque. Trovare un personaggio mondiale che si dichiara napoletano e che lotta per la città, perché lui comunque lottava per la città. Lui spesso non parlava di calcio, ma parlava della squadra intesa come fenomeno sociale. E questo ha colpito Di Diego. Lui era più disponibile col popolo che non con il potere. E questa cosa in una città come Napoli è stata devastante mediaticamente, ha creato il mito. Maradona svolge un ruolo da capitano del popolo, pur senza saperlo. È stato il capo di cui Napoli aveva bisogno in quel momento. Guarda, io penso che sia stato anche un periodo storico particolare per la città, perché ci fu il terremoto nel 1980, erano passati appena 3-4 anni. Sembrava l'ennesima catastrofe che poteva affossare una città che non riusciva mai a rialzare la testa. Ora, portare Maradona a Napoli, io non so perché Ferraini l'abbia fatto, diciamo per fatti sportivi, ma certamente è stato come dare, come dire, un anestetico alla città. Eravamo tutti quanti più contenti. Forse il calcio questo ci dà, in questa città. Non ho mai visto problemi sullo stadio, sono stato per tanti anni, li vedo adesso e non prima. Questo è tutto quello reale, sta cosa. Maradona sì ci ha cambiato, perché prima i napolitani sapete, perché se voi vi sedete a tavola e vi facete una partita con gay, è partita. Poi ve ne facete nata e partita. Ha cominciato a diventare un'altra persona. Allora non c'è stato Maradona, noi perdevamo, eravamo diversi. Perché io nella città e perdevo, giocavamo in casa, è venuta Sua Maestà, abbiamo cominciato a vincere e siamo diventati più buoni. Allora che è il che ci ha fatto Maradona? Era dare pane a una città che non l'aveva. Napoli era ridotto proprio un poco, anzi era ridotto proprio male, insomma, sinceramente. E arriva questo. È questo che di per sé già decantato come il più grande calciatore. La gente se ne affascina. La gente vede qualcosa che non ha mai visto. Napoli è importante. Noi ci siamo dimenticati il terremoto, la fame, tutto ci abbiamo dimenticato. Hai capito com'era?
Se uno teneva i problemi pensava a Maradona e si scordava, ma noi pazziamo. Ma che è arrivata? Il nostro Signore a Napoli, bellissimo. Che ti devo dire? Molti si sono buttati nello sport e non so nemmeno questo come abbia fatto. Cioè, con lo sport riesce a riprendere una città intera. È un miracolo sportivo. Maradona ci ha portato a un altro livello, calcisticamente e in quel tempo anche umanamente, anche civilmente. Lui ha livellato tutto. Io non lo so come ha fatto, ma è un genio sportivo che ti cambia la storia e per un attimo Napoli diventa la capitale del mondo. Quindi lui rappresentava il futuro, è un futuro radioso, perché riuscivamo attraverso le sue gesta a sfidare addirittura la Juventus e quindi il facoltoso nord. Insomma, torniamo poi sempre allo stesso discorso della questione meridionale e anche di quel senso di inferiorità che noi a volte accettiamo ma che non dovrebbe essere. E in quegli anni attraverso il calcio non eravamo inferiori né sportivamente né mentalmente, culturalmente non lo siamo mai stati, anzi. Questa è una città che è nata qualche migliaia di anni prima di Cristo. Questa è una città insomma, che ha avuto di tutto e di più. Questa è una città che è espressa tantissimo, in tutti i modi. Questa è una città che ha avuto un'inventiva. Perché questa inventiva poi doveva morire quando è venuto Maradona? Anzi, il suo manager, che era il suo amico d'infanzia, Chester Piller, che era questo uomo grassoccio con i capelli ricci e claudicante, il quale aveva immediatamente preso in affitto un mega ufficio di quasi 600 metri quadrati per fare la famosa Maradona Production. Ma la Maradona Production già era stata fatta, cioè nel momento in cui lui viene a Napoli già c'era di tutto. Perché voi napoletani c'è sta cosa, Pingo Pallo, qualsiasi cosa posso fare legato a Pingo Pallo mi può dare la possibilità, mi può dare, vada bene, di fare affari, di fare business, direbbero gli americani. Si erano inventati la famosa canzone Maradona e Meglio Pelé del maestro Campassi, si erano inventati le maschere, si erano inventati le magliette, cioè Maradona ancora non indossava la maglietta, già ne giravano di tutti i tipi. No, niente, era una maglietta semplice, una t-shirt di quelle economiche, perché non c'era un risvolto commerciale, era stato fatto solo sull'onda dell'entusiasmo e di cercare di diffondere quanto più possibile l'immagine di Maradona a Napoli. Addirittura io mi legalizzo e mi dichiaro, cioè Fratello C comprò delle magliette militari della Marina, lo stampò sopra il suo immagine e le vendeva all'epoca 2000 lire all'uno, e così sfamò anche i miei figli, perché non c'era lavoro. Sì, era diverso perché mangiavano tutti, chi veniva roba a Maradona, c'era un commercio bellissimo. All'epoca, anche se si faceva un calzino di Maradona o un ditalino di Maradona, quelli là per cucire si vendevano all'epoca. Intorno a Maradona fiorì un mercato, chiamiamolo clandestino, ma io dico fantasioso, straordinario. C'era di tutto e di più, libri, riviste, videocassette, palloni, magliette. Tante di quelle vendite, gagliardette, cappellini, bandiere, gigantografie, cabine del presepe, su cucciaio, foto. Hanno fatto la permanente come Maradona. Parrucche. Ecco, come dice il nostro amico Parrucca. Cioè il carnevale era la festa di Diego a Napoli praticamente. Il gadget è lui pressoché nel nostro cuore. Di tutto ciò che era inerente a Maradona veniva acquistato da mio padre. Diceva quella è acqua santa di Maradona, fa miracoli. Tutto. Oh, non bastavano soldi, si comprava, non si andava avanti. Si erano inventati qualsiasi articolo potesse poi inventarsi poi la vera Maradona Production. Praticamente l'affitto fu disdetto dopo 15 giorni, capirono qui non è possibile. Ognuno inventava qualche cosa, come io inventavo la pizza, un altro inventava una cosa, un altro... perché Maradona ci aveva coraggio e speranza. Per me rappresenta tutto nella mia vita e mi ha dato tanto per le mie guadagni che ho fatto pure attraverso la sua immagine. E lui non ha mai protestato nei nostri confronti tutto quello che abbiamo fatto contro di lui e a favore. Un grande, cioè numero in assoluto per me e per noi, penso per tutti i napoletani. Ci poteva mandare la polizia, la finanza, non so io, che poteva indagare.
non ci ha mai dato fastidio su queste cose, addirittura sulle pantofole. Abbiamo stampato a Diego che si vendevano 1.000 lire e li vendevamo a 5.000 lire all'ora. Sempre con la sua immagine sulle magliette e sulle ciabatte per andare alla spiaggia. Più di questo per me Diego non esiste un uomo più bello di quello. E anche per la gente è diventato un'icona perché si vende ancora Maradona. Cioè... Maradona è vendibile sempre, si vende tutto di Maradona. Cioè iniziando dagli adesivi, portachiavi sia Boca Juniors che Argentina, Mars, Buitoni. Abbiamo inventato un dolce con 10 ingredienti, eccolo qua. Dentro c'è un piccolo babà intero caramellato. 10 ingredienti per creare comunque il numero 10, il dolce dedicato a Diego. Appena l'ho vista l'ho presa, perché è un ricordo indelebile, quindi deve restare per sempre accanto a me. Consegno oppure lo lascio al caso, questa cartolina di Diego che consegno ai miei clienti. Questo per me è il Maradona top, come immagine, è la sua essenza. Poi abbiamo le tazze, sciarpe, vedi, Maradona, cuscini, bandiere, vedi? Ha portato soldi, gioia, allegria, tutto. Fonte di ispirazione, ovviamente, sempre lui. Quello è un discorso che non so, qualcuno l'ha fatto per guadagnare. A me mi piace quando la gente fa questo, io se l'ho detto al napoletano, io voglio che la gente viva, e se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Sino che venga a parlare con Maradona, però la gente normale qui di Napoli che fa... Si inventa la vita. Che si inventa la vita, quella è la parola, che si inventa la vita, che fa questo per vivere, a me mi piace e sono orgoglioso perché in parte anche Maradona le dà il suo contributo. Maradona per me è come Che Guevara, come Bob Marley, ognuno che va al loro paese cercano qualcosa. Quando vieni a Napoli devi cercare la maglietta di Maradona, se no è come a Napoli non si può venuto. Non dire le bugie, però. Non ci piace Mellucci. Maradona, come i napoletani, mette in prima posizione la napoletanità e non l'essere italiano. Cioè Maradona non dice io mi sento italiano, Maradona dice io mi sento napoletano, che è una cosa diversa. Quando ci fu la partita famosa, no? Italia-Argentina, cioè i napoletani non potevano tradire la propria divinità e fischiarono l'Italia e tifavano Argentina. Cioè questa è... Lui disse, adesso vi ricordate di Napoli e dei napoletani per questa partita. Poi dopo e prima questa partita non vengono più considerati. Bravo, è bravissimo. Perché poi in Italia si ricorda sempre queste cose qua, si ricordano il patriottismo e essere italiani quando le cose convengono. Maradona ha detto quello perché lo dicono i napoletani. Devo dire che è stato il primo a dirlo pubblicamente. Noi lo pensiamo da sempre, del resto poi ce lo ricordano anche nelle curve dove domenicalmente noi siamo ospiti, ci ricordano sempre che loro non sono napoletani. Noi forse dovremmo rispondere non siamo italiani, noi siamo italiani ma di Napoli, che è un po' diverso. Io sono napoletano, punto. Beh, io non nascondo, ho tifato Argentina. Io ve lo dico, tifato per l'Argentina. Giustamente. Se lo vuoi sapere, tutti i napoletani tifavano Argentina. Guarda, sbagliamo, non è che non sbagliamo. Però sai che c'era molto affetto con lui e noi tifavamo con lui. Specialmente quando fu all'inizio dei mondiali, ci ha bruciato una bandiera argentina. Guarda, come li sentite lui, li sentite, ma anche noi napoletani questo fatto qua. Hai capito? Io l'ho vista in mezzo agli argentini. L'ho vista in mezzo agli argentini e ho festeggiato con loro. Non solo io, ma erano tanti. Anch'io. Infatti quando ha segnato Carigi sono uscito fuori dal balcone con la bandiera dell'Argentina, che all'epoca ci senteva molto più argentini che italiani. Tutti i napoletani a Napoli e nel mondo tifavano per Maradona e per l'Argentina di Maradona. Quando ci fu l'inno nazionale di Maradona, che lui comunque pianse, fischi, fu una cosa bruttissima. Dopo i fischi all'inno nazionale argentino ho smesso di seguire l'Italia in tutti i sensi.
perché quei fischi io penso che oltre che essere per Maradona erano per noi napoletani, perché ecco, in Italia siamo visti un po' come la parte marcia dell'Italia e quindi quella cosa non la dimentico, cioè me la porterò a vita, ma non solo io, penso un po' tutti. Io sono convinto che hanno tifato Argentina sotto forma di protesta, perché quando l'Italia vince il mondiale mi sembra che gli italiani tifano Italia. Poi ci stanno per dire quelli lì che l'hanno fatto e non l'hanno riconosciuto. Secondo me non abbiamo tifato per l'Argentina, però ovviamente nel nostro cuore era diviso perché l'Argentina dopo l'Italia era la squadra che sicuramente avremmo voluto vincesse il campionato del mondo. Ti devo dire la verità, io ho tifato per Maradona. Cioè io già tifavo con Maradona, cioè da quel momento là. Io penso come napoletano, io ho tifato un Maradona, non l'Argentina, Maradona. Adesso ecco il nostro amico si sta trovando il 10 con la scritta di Dios in onore sempre a Maradona. E questa è una cosa che rimarrà per sempre. Una grossa responsabilità per le persone che si avvicinano e vengono accostate a quel numero. È un numero di sua proprietà. Come ti dicevo, siamo a distanza di 30 anni. Nessun calciatore lascia questi segni. Io, amando Maradona, come voce particolare, io lo amo in maniera esponenziale. Per me Maradona è più che unifamiglia, Maradona è un grande amore. Quindi io volevo tatuarmi Maradona e ho detto vicino al tatuatore, senti, mi devi tatuare Maradona, ok? Chi ama non dimentica. Però avevo paura di tornare a casa, perché dico, poi si torna a casa con Maradona. Io ho altri tatuaggi, però per mia moglie dico che faccio? Mo ci sposami, impazziva di sta cosa e mi sono dovuto tatuare dopo Maradona, ovviamente, il nome della moglie. Ma dopo quello di Maradona, non me ne voglia mia moglie. Non ne faccio una questione di lucro, però comunque io ho lavorato tantissimo facendo immagini di Maradona, scritte, foto e quant'altro. Adesso, diciamo, come cosa è un po' diminuita, però in un anno penso una ventina li faccio ancora. Ma Maradona ha ipotecato il numero 10, nel senso che oggi quel numero è diventato un'eredità troppo ingombrante per quelli che verranno e per quelli che l'hanno preceduto, quindi è diventato un suo patrimonio, un suo marchio di fabbrica, quindi... Associamo al numero 10 sempre Maradona. Cioè, tipo anche noi al nostro ristorante, no? Nella numerazione dei tavoli, dopo il 9 e prima dell'11 c'è il tavolo Maradona. Quel numero ha perso la sua accezione, è diventato un numero, potrebbe essere un numero della cabala, un numero dell'8. Parli di un numero che ormai nessuno più osa mettere addosso come calciatore, anche perché è stato ritirato e tutto. Perché solo lui poteva indossarla, cioè non va profanata. Io attualmente dormo ancora con la maglietta Buitoni 10, che Maradona per me è un sogno. La maglia di Diego che è unica, no, è lei, non c'è... Credo che questa maglia ha cambiato la storia del Salone. È la maglia chiaramente indossata, lo sponsor era Buitoni, sponsor che non ci sono più, lo sponsor tecnico, il loghetto della Coppa Italia, il loghetto del Napoli. Questa maglia è stata indossata da Maradona il 13 settembre 1987 in Cesena Napoli 1-0 e la cosa più bella di questa maglia è inutile che ve lo dico. Triangolino. Senti, io pagherei di tutto per avere la maglia con cui abbiamo vinto la Coppa Italia a Bergamo, quella maglia bianca a costine, non riesco ancora a trovare. Io di Maradona ho avuto diversi oggetti, tra l'altro avevo un oggetto che rasentava il kitsch, cioè un caspò con la sua testa che assomigliava molto alle ceramiche di Caltagirone. Era un oggetto che lo rappresentava, proprio quella vena un po' surreale, tra l'altro anche molto ricercato. Ma io di Maradona sono molto affezionato alla sua fascia, la fascia di capitano, cioè qui secondo me si racchiude tutta la storia. Mi basta questa C. Qui c'è Maradona, ci sono i 7 anni di Maradona. Maradona è questo, capito? Fa perdere la razionalità, il buonsenso. Io all'epoca facevo il cosiddetto dottorato di ricerca, quello che nel sistema universitario anglosassone viene chiamato il PhD.
pensavo di lasciare questa città e di fare come tutti i miei colleghi dell'epoca, di andare a lavorare per una delle società del nord, no? Io sono laureato in ingegneria elettronica e poi la vita è anche una questione di opportunità. Ebbi l'opportunità di fare il dottorato di ricerca e posi quasi come condizione al professore con il quale poi avrei lavorato del fatto di andare un anno all'estero. E io nel settembre 85, dopo che Maradona aveva fatto il primo anno a Napoli, che non era stato, diciamo, un anno, come dire, eccellente, andai al mio primo convegno, la mia prima presentazione, convegno a Tokyo, e da là andai a Atlanta per stare quasi un anno al Georgia Institute of Technology, al Georgia Tech. Dal momento che avevo fatto bene, mi offrirono, dopo il dottorato, una cattedra come assistant professor. Fui tentato di accettare questa cosa, però ebbi delle buone sensazioni, nel senso che il Napoli quell'anno fece un ottimo campionato e in qualche modo poi erano arrivati altri giocatori e così via. Insomma, in breve sostanza decisi di rifiutare questa opportunità di fare il professore assistente al Georgia Tech perché fui condizionato dal fatto che volevo vivere questi anni di Maradona a Napoli, per cui mi abbonai in curva A e quello fu l'anno del primo scudetto. Nel senso così. Quindi a quel punto la mia scelta fu vincente. Allora, una volta si pianificava il calendario delle tue feste, delle tue iniziative, col calendario che era fermo del calcio, no? Quindi quello si giocava alle 14:30, punto. Potevi mai tu immaginare che a 7-8 mesi prima della festa stabilire la comunione di mio figlio, Napoli andasse a fare la finale di Coppa Italia con l'Atalanta? Cioè, fu uno sgarro, E che fai? Grande festa, tutti i parenti, gli amici, gli amichetti, eccetera. Io mi guardai intorno con i miei fratelli, biglietto in tasca. Prendiamo il bambino con il saio. Fuga, Napoli-Atalanta 3-0. Non vi dico il ritorno. Quando ritornammo il bambino festeggiato era scomparso. Questione di 3 ore. Poi alla fine la festa si fece lo stesso. Tu pensa che io provengo da una famiglia dove mio padre un paio di volte ha rischiato l'infarto per qualche sconfitta del Napoli. Cioè siamo andati veramente al pronto soccorso. E mica una volta, 2 volte. Un giorno mio padre stava male all'ospedale e io con tutto ciò mandai a mia figlia che aveva 10 anni all'ospedale vicino a mio padre, io per andare allo stadio. Se arrivi al punto di dover andare all'ospedale, se il Napoli ha perso, il medico ti chiede un po' ma cosa è successo? E lui disse no, perché il Napoli ha perso, allora già alla fine del primo tempo ho cominciato a sentirmi male. Mia mamma mi portò ad Asti da mia zia. E 2 giorni dopo il Napoli giocava la finale con i Stoccarda qua a Napoli. Ovviamente, perché mia mamma aveva litigato con papà, mia mamma per i picca mi portò via. Perché lei era tifosa della Juventus? Non è dire, non dire. No. Non aveva simpatia per il Napoli, tua mamma. Ma mia mamma mica è tifosa. Stai dicendo una cosa brutta. No. No, perché se me l'avessi detto qualche anno fa... quando avevo, diciamo, appiccicato a tavola? Ma non è perché è tifosa della Juve. Non è tifosa. Non è tifosa, però tifava per la Juventus. Tu dici? È molto strano che ve lo racconto io perché io sono tifosissima della Juve e diciamo che quando è arrivato io non ho fatto altro che seguire tutte le sue partite, ma solo le sue partite. Io dovevo coltivare i miei figli ed era un periodo critico perché i bambini avevano un'età in cui sono alla ricerca di idoli, quindi 6 anni, 7 anni, 8 anni e infatti mio nipote l'ho perso perché mio nipote non seguito da mia sorella, che è ultras come me, ha preso una devianza per una cattiva frequentazione, quello che gli americani chiamano lack of parental control. Tengo 3 nipoti che stanno in Germania, però loro tifano per Napoli. Nonostante che siano nati in Germania, tifano per il Napoli perché il padre è napoletano. Ma io ho un nipote che ha 18 anni adesso, guarda, sta in faccia alla nonna, no? Quella sa tutta la storia di Maradona, perché io ci ho comprato tutti i dischetti, tutto, e sa tutta la storia di Maradona. Ma io ti faccio una pippetta, no? Ti faccio le Maradona come tu che facevi l'allenamento, a riscaldarsi, hai capito? È una cosa che mi incanteva. Io ho una videoteca con tutti forse i momenti più belli e sono riuscito a coinvolgere i miei figli in alcune sessioni video perché loro dovevano vedere, al di là diciamo, delle azioni più conosciute, quello che aveva rappresentato Maradona. Quindi io spesso l'ho utilizzato come modello vincente, proprio come bellezza del calcio, proprio come espressione artistica. Il ragazzino che non ha conosciuto Maradona, non l'ha conosciuto,
ma sente vibrare nel racconto del papà, del nonno, di quelle notti, della notte dei festeggiamenti, allo stadio. C'è stato qualcosa che era mio, non lo sapevo e che dovevo scoprire. Sembra che attraverso noi rivivano anche loro le sue gesta. Mio fratello ne parla con gli occhi brillanti, mio padre ne parla con gli occhi brillanti. Io che non ho potuto vederlo l'ho sentito mio, l'ho cercato. E io una delle prime cose che vidi sul calcio, uscivano delle videocassette come inserto, fu il percorso della Coppa UEFA fino a Stoccarda. E io ricordo, cioè per me la voce di Pizzule dice Alemao, c'è un buco per Alemao, ancora Alemao, quel gol tremendo che Alemao fa, bruttissimo. Quella è una partita che io ho visto, l'ho vista più della partita di ieri. Ogni napoletano ha conservato una parte di Maradona dentro se stesso e questo è una cosa che poi addirittura siamo stati in grado di trasmetterlo ai ragazzi di oggi, e questa è una cosa molto bella, forse è la parte più ricca dell'eredità che Maradona ha lasciato in questa città e nella sua gente. Maradona è la mia spensieratezza, però mi accorgo che questa mia spensieratezza la racconto ai miei figli e i miei figli conoscono Maradona, non l'hanno mai... È una leggenda vivente. I ragazzi oggi parlano di Maradona senza averlo mai conosciuto e riconoscendogli un valore grande. Questo è, secondo me, qualcosa di trascendentale che va al di là del calcio. Ma Diego Armando Maradona è solo un nome che evoca, diciamo, ricordi che purtroppo ho vissuto per pochissimo tempo, ricordi nella mia memoria, diciamo, non troppo limpidi. Maradona è quasi un testamento familiare di ogni cittadino che dà ai propri figli, quindi è una linea di conduzione tra noi genitori e i nostri figli, è un testamento. E io ricordo benissimo, con la mia famiglia, l'ho fatto per tanti anni, il 31 di dicembre dovevamo guardare i gol di Maradona per chiudere l'anno. Era proprio anche 5 minuti. È un mito che viene tramandato, senz'altro. Sì, deve venire tramandato, non viene tramandato. Da napoletano in napoletano viene tramandato. Tipo mio padre, i miei zii, i miei nonni, tutti parlavano di Maradona, cioè era normale. Che devono capire quello che è stato per noi. Cioè, come sempre sul catechismo, il catechista racconta la Bibbia, ragazzi, mio mi racconta Maradona ai figli e ai nipoti. Quello è il succo. È bello spiegargli e fargli capire. Vabbè, ma diciamo che anche sui social network, per dire Facebook, diciamo che a Napoli tutti i giorni si pubblica sempre qualcosa di Maradona, perché Maradona è pubblicato tutti i giorni. Diciamo anche i ragazzini di oggi, se vai a parlare di Maradona ne sanno più di te, che tu l'hai vissuto quei tempi, perché con i post che fanno, i video che mettono, queste cose qua, anche loro vedono la grandezza di Diego, queste cose qua. Comunque è bello, è bella storia. Mio figlio è estasiato quando guarda quel calciatore, quindi non ha una connotazione temporale, di moda, è un personaggio eterno, etereo. L'ho vissuto crescendo negli anni attraverso le videocassette, i documentari, diciamo, le immagini televisive, riviste mille volte ancora insieme agli amici, e quindi iniziare a capire poi quello che mio padre mi ha sempre raccontato delle emozioni dello stadio quando andava a giocare Maradona. Anche se non l'ho vissuto in prima persona, cioè che non ho vissuto lo stadio, non sono stato a 360 gradi, diciamo, protagonista di quegli anni, le sento mie. Quindi penso che sarà sempre così anche con i miei figli e i figli dei miei figli. Ma sicuramente sarà così. Sarà sempre così. La cultura sarà quello, matematica latina e Maradona. Molte volte le manifestazioni di amore, di affetto di questi ragazzi sono proprio l'esempio tangibile di quello che lui ha lasciato in questa città. E questo è un qualche cosa che secondo me è difficile che sia avvenuto per una persona che comunque poi giocava a pallone. È una figura che va al di là di qualsiasi fede calcistica, politica. Maradona è surreale. Una figura che non ha epoche, una figura che è eterno anche se è ancora in vita. Quindi una leggenda. Sei un po' nervoso, che fai? Ma che non ti c'è? No, come la vivi questa cosa? Bellissimo. La domenica, dopo mangiato, che fai? Ma tu ti c'è? Perché? Fammi risai, per vedere le belle cose, che quelle che ho visto con Diego non l'ho viste mai più.
Come infatti quando non tenevi gente di mangiare, quando non avevo gente mi pigliavano discette di maratona comunale. E che fatto? Non mi piatti di macaroni alla maratona. E mi ricreava la vita mia. Purtroppo è venuto troppo tardi a Napoli e se ne chiude troppo in presto. E va stato altri 2 anni per vedere sta gente come si giocava il pallone a Napoli. Lui scava i sentimenti più profondi, quindi le persone diventano bambini. Va a toccare delle corde emotive che non hanno eguali, quindi anche un adulto davanti a un gesto piange senza avere una giusta spiegazione, perché va al di là, tocca delle corde interiori. Una parola per descrivere Maradona. Maradona è... Una parola sola? Un solo aggettivo. Questo è un po'... Maradona è il nostro... Era... Non c'è nessuna parola. È tutto cose, non ti posso dire da una parola a Maradona. Evanescente. Genio e passione. Straordinario. unico. Irraggiungibile, ti posso dire, sotto tutti i punti di vista. Indimenticabile. Anche per chi non l'ha vissuta, indimenticabile. In fondo l'abbiamo vissuto tutti. Maradona è un dio pagano. Maradona è un'istituzione. È il re di Napoli. Pagherei qualsiasi cosa per rivederlo qua, anche un minuto. È unico. Facevo le sue figurine. È vita, ragazzi, vita di tutti i giorni. Se scrivessi un libro c'è solo amore. Perché adesso mi vuoi fare commuovere? Cioè, Maradona è tante cose. Maradona è vita, Maradona è rivoluzione, Maradona è convinzione, Maradona si può fare, sa da fare. Maradona è il nostro Dio. Dio. È il dio del calcio. Dio. Un Dio. Non voglio esagerare con Dio, mi scusi, però. Ha detto una parola rossa, ma mo questa mi è uscita. Per noi napoletani è stato l'unico demone che ci ha portato in paradiso. Parlare di Maradona non è parlare solo della partita, ma parlare di Maradona è come parlare di uno di noi, cioè di famiglia, nel senso che fa parte comunque della città, è come se parlassi di San Gennaro, come se parlassi della pizza. Per me era come si dice, un santo. Il santo Maradona. Come infatti noi ce l'abbiamo come santo a Maradona. Peggio di santo. Noi a Napoli teniamo la patria mosciata, ma a Maradona e io stessi patria mosciata. Cioè, noi napoletani potrebbe essere santificato, però magari è una parola grossa. Calcisticamente parlando per noi è un dio. Di parlare male di Maradona in quanto giocatore praticamente è sacrilegio. Noi mischiare i santi con i profani. Calcisticamente non si può discutere. E i santi lasciamo posto sempre. E per me è come fosse San Gennaro, sto dicendo, io cambierei Diego in cambio di mio padre. Il padre di Maradona era falegname, per cui iniziamo tutti quanti a dire, vabbè, sarà nato in una grotta. Col passare del tempo, tra il sacro e il faceto, era considerato Dios, no? Noi lo chiamavamo Dios. Una certa parte della città, sì, l'ha santificato pure, diciamo che lui era arrivato al momento giusto per darci una mano. Lui per noi ecco, è un po' un simbolo, te l'ho detto, è come avere San Gennaro. San Gennaro ecco, per noi è il nostro simbolo sotto il profilo religioso, lui è tutto per Napoli. Ci sono solo loro due, San Gennaro e Maradona. Diciamo siamo là. Ma perché quello che scioglie il sangue in te vena, San Gennaro e Maradona sono la stessa cosa. Cioè, ma chi tiene un santo che si scioglie il sangue? Lo tiene solo Napoli, per cui ecco il detto, no? Quando virano gol e Maradona lo scioglie il sangue in te vena, perché è San Gennaro. Allora, se noi viviamo di simboli come il simbolo del sangue, no? Il simbolo del santo, il simbolo del sacro e il simbolo del profano. Lui dal profano è uscito piano, anzi, forse molto velocemente, ad entrare nell'Olimpo del sacro, perché noi tutti lo riconosciamo a fianco del santo San Gennaro, che praticamente sta al primo posto. Un po' più in là, a destra c'è lui, un po' così. Questo paragone San Gennaro-Maradona è assolutamente... Non so se si proponesse questo sondaggio che cosa ne uscirebbe fuori.
Ecco, diciamo che per me Maradona non è mai stato un calciatore. Cioè, quando ero piccolina io, c'era Maradona, era questa entità cosmica, tipo, non lo so, Babbo Natale. Maradona è nato il 30 ottobre in Argea all'Anus, per cui per noi Natale veniva il 30 ottobre. Per cui c'è ancora adesso chi si scambia i regali invece che a dicembre, si scambia i regali il 30 ottobre dicendo che il giorno di Natale è il giorno della sua nascita. L'abbiamo addirittura messo come icona all'interno di una cappella votiva. Lo diciamo quasi a mo' di sacrilegio nei confronti di quello che poi può essere una cappella votiva per la Chiesa. Mi trovavo a Milano a vedere la partita del Napoli. Al ritorno, quando sono tornato a Napoli, sull'aereo c'era anche la squadra del Napoli. E lui, quando si è alzato dal sedile sul poggiarezza, è rimasto questa ciocca di capelli e l'ho presa. L'ho presa per diciamo, scherzare con i miei amici, poi invece ho pensato di fare questa cosa che a Napoli è piena di queste cappelle votive che servivano anticamente a illuminare la città. Quindi ho fatto sacra e profana, anche perché per noi Maradona è un dio, quindi diciamo ho fatto tutte e due cose insieme. Adesso è diventato ormai su tutte le guide turistiche, diciamo, famoso in tutto il mondo. Qua è il posto dove gli argentini che arrivano in Italia vengono qua, appena sbarcano dall'aereo devono venire qua a farsi la fotografia, perché gli argentini poi sono ancora più malati di noi. Ha fatto dei miracoli reali che i napoletani hanno toccato. E quindi c'è questa cosa che li mette, diciamo, sullo stesso piano, almeno. Quando sono andato a registrare il nome e l'ho chiamato Diego, giustamente all'ENCI dicono che è un nome comune, cioè, no, danno per bene che non è comune perché il nome completo è Diego il Dies, perché comunque Diego è rappresentato con il suo numero, il numero 10, e poi perché è sempre un ricordo fisso in tutti noi, infatti i bambini di 5 anni quando vedono il cane dicevano Diego Maradona, allora i bambini di 5 anni nati nel 2012-2011 già già conoscono la storia di Diego, quello che ha fatto a Napoli. La fissa, perché fissazione sono peggio di malattie, l'amore è una cosa che non si comanda. Io volevo chiamare mio figlio Diego, ok? Mia moglie ha detto, mo te cammano poco. Ha detto ok, ha detto vabbè, allora facciamo una cosa. Antonio è il primo nome, però poi non essendoci più la virgola, poveretto mio figlio deve firmare Antonio, Diego, Salvatore. La cinqueata che lo faceva. Diego, quando ti si presenta una persona che si chiama Diego, il ricordo va a Armando Maradona, è automatico, cioè non c'è altra possibilità. Qui nel sud c'è questa tradizione che i figli o prendono il nome del padre o della madre di lui, era ancora così fino a qualche tempo fa. Chi è tifoso del Napoli e gli nasce un maschietto, si insappiccica con la moglie, se non litiga con la moglie. Però il primo pensiero è Diego. Io l'ho fatto 6 anni fa, mi è nato il primo maschietto e l'ho chiamato Diego, anche perché piace, anche perché volevo così. Mia moglie ha consentito perché ovviamente, almeno quello. Sentite, ma perché a casa vostra non si chiama nessuno Diego? Ce lo dissi proprio io, se nasce un maschio mettono il nome di Diego, come mi va? Mi ha fatto il regalo. Il nome del bambino non si sceglie in uno, si sceglie in 2, addirittura pure i nonni, in 4, in 6. Infatti tengo un figlio mio, il figlio si chiama Diego. Nasceva un bambino, come si chiama Diego? Diego è Diego. Diego, resta nel mio cuore. Vai a farti un censimento di quanti bambini sono stati chiamati Diego dal 1986 al 1990. Ma una cinquantina minimo ci sono. Chissà se ha superato Gennaro. Insomma, c'è stato un periodo in cui tutti i bambini si chiamavano Diego, cioè forse... oramai non sono più dei bambini, che hanno più di 25 anni, no? I bambini che si chiamano Diego. Non ti nascondo che ci sono pure bambini di 10 anni che si chiamano Diego per questo, Cioè non è solo allora.
sit on my lap? I always loved that name, and since I was a little girl, I knew I would have a son named Diego. And when we found out we were having a baby, I said to Viaggio, why don't we name our son Diego? And he immediately agreed. Oh, absolutely, that's a great name. And I thought, that's wonderful, we both agree on the name. And again, I only found out much, much later why he agreed to the name Diego. Mia mamma voleva chiamarmi in un nome, mio padre voleva chiamare Diego Armando e il mio cognome, quindi fecero a estrazione. Fu sorteggiato per 3 volte il nome Diego. Poi quando andarono in ospedale l'infermiera disse guardi secondo me è troppo lungo, quindi sconsigliò di chiamarmi Diego Armando, ma solo Diego. Dall'84 al 90 diciamo, l'incremento delle nascite diciamo, per fare figli maschi e poterli chiamare Diego Armando Maradona, anzi Maradona no, Diego Armando sicuramente. Mi chiamo Diego Armando Maradona di nome e Mollica di cognome. Erano indecisi tra 3 nomi, Diego, Roberto, Cristian. E allora mia mamma diede via libera a mio padre e lui ebbe la brillante idea di fare una piccola modifica al nome. E così mi chiamo Diego Armando Maradona. Una sera mi ricordo che stavo con degli amici, pioveva molto, andammo a finire una voragine con la macchina. E allora chiamai i carabinieri io, per farli venire, chiamai il 112. Allora io gli dissi, sono Mollica Diego Armando Maradona. E lui gli disse, ma che storia, per piacere, chiudete la bocca. E quindi li attaccarono e li dovetti richiamare di nuovo per farli venire, altrimenti... Un'altra parola, un altro battesimo, le persone sceglievano tra Diego e Azzurra. Le femmine azzurre non ne parliamo proprio, qua le donne si vestivano al con i slip e con i laciseni fuori tutto azzurro come facevano all'epoca i toscani. E per cui abbiamo fatto parecchi battesimi tra Diego e Azzurra. Mia figlia l'ho chiamata Giordana. No, non esiste. In onore di mio fratello si chiama Giordano, ma anche perché a quei tempi ovviamente come tutti sapete c'era la magica, che era Maradona, Giordano e Careca. Io sempre faccio una battuta che dico se facciamo il terzo figlio che è un maschio, chiamiamo Antonio. Figlio di, facciamo Antonio Careca ed è completato il tridente d'attacco. Io sono sfortunato perché sono nato nell'89. Tra l'altro sono uno dei pochi che non si chiama Diego come Diego Armando Maradona, ma Andrea come Andrea Carnevale. Così, perché a noi non piacevano le cose fatte. Quindi per un gol di Andrea Carnevale io mi chiamo Andrea. Oggi è anche il compleanno di mio figlio, Diego. Oggi compie 6 anni. È nato un mese dopo il compleanno di Maradona. Lui è il 30 ottobre, lui è il 30 novembre. E ogni volta che penso a mio figlio Diego mi esce l'immagine di Maradona, dico la verità. Mi prenderanno per pazzo qualcuno. Dice, come tu pensi a figlio, a tuo figlio, pensi pure a Maradona. È un nome che non si può mai dimenticare. Questo è soltanto un esempio per dire come ci fu un coinvolgimento totale della città. Per questo si ricorda un momento forse irripetibile, perché la fede calcistica ha unito l'intera città attorno a questa favola sportiva e probabilmente, vi ripeto, irripetibile. Vorrei tornare indietro per vivere a quest'età quei momenti. Napoletano non è un dialetto, napoletano è una lingua, è una lingua. Nella lingua napoletana racconto si dice ocunt. Pensa che il Vangelo è ocunt recunt, il racconto dei racconti. E per cui per noi ocunt, raccontare, è legato proprio alla possibilità di rendere vivo, presente. Per cui non è soltanto un ricordare. Per cui tu guardi una fotografia, riguardi quello che è successo, no? Ocunt ti permette di vedere le immagini, di vedere le emozioni, ti rende presente e quindi è l'eternità nel tempo che viene espresso con la narrazione. È stupendo, è bellissimo, è solo di chi fa della narrazione o del racconto, orocunt,
la possibilità di rendere vivo ciò che altri non hanno potuto vedere. Penso che ve l'hanno detto, no? Che di fronte al cimitero di Poggioleare scrissero dopo il primo scudetto: non sapete che cosa vi siete persi. Wow. 10 maggio 1986. La data ha voluto una storia, è quella. O primo 86, proprio l'anno quando abbiamo pigliato a Garella, a Giordana. 10 maggio dell'87, quando siamo accorsi tutti, pure io. Dovevo entrare in seminario. Oh, è un sogno, la pazzia, la città è esplosa. Sì, Napoli proprio... Sotto in gol. Ma ci fu un caos per ben una settimana. Non parliamo di una giornata, parliamo di una settimana di caos. Fu un giorno che durò 3 giorni. La notte precedente la città era sveglissima. Quella notte io andavo in giro a fotografare, praticamente non chiusi occhi, nemmeno un secondo. Poi andai allo stadio, forse gli ultimi 2 minuti. Io chiusi gli occhi, proprio dormì profondamente, forse per 3 secondi, non lo so. E gli ultimi istanti io mi svegliai con questo suono della trombetta, apri gli occhi e vidi praticamente tutto azzurro. Bandiere. Cioè, mi sto commuovendo perché mi sono ricordato quel momento che fu fantastico, forse uno dei più belli della mia vita. Quando l'arbitro Pairetto fischiò fu veramente un boato di liberazione sociale, non era più sportiva, cioè Napoli aveva vinto, aveva battuto il resto dell'Italia e non siamo stati molto abituati a questo. Lì si riunì tutta la città, nessuno a Napoli riuscì a dormire. Pittammo la strada azzurra, giacche azzurre. Addirittura dei fuochi pirotecnici per festeggiare lo scudetto che non l'avevamo mai visto. In quei momenti c'era l'anarchia dell'anarchia dei napoletani. Come se avessimo vinto una guerra, non so, i mondiali, cioè più di un mondiale di calcio fu l'esempio. Tanto che eravamo entusiasmi come se avesse venuto San Gennaro per ogni casa nostra napoletana. Partecipavano pure nelle trasmissioni in diretta, radio, televisione. Per strada era gioia. Cioè, io mi trovavo a mezzo a milioni di gente qua a Napoli. Cioè, Napoli sotto in coppa, bandiera, macchine che correvano. I caroselli, macchine colorate, si faceva festa ovunque, si volevamo bene ancora più di prima. Poi si abbracciavano, si passavano qualcuno rattuso, si azzeccava più a strada, tutte queste cose più. Ho trovato tutte le famiglie che venivano a prendere i mariti che erano andati allo stadio per abbracciarsi, per incominciare a fare casino per le strade. E mi vengono ancora la pelle a tocca. Secondo me sono nati pure parecchi figli da chi lo vedi, perché stanno un sacco di Diego. Non sono morti tanto, non sono morti più. Per la gioia. Gioia si nomina poche volte, però quella è stata proprio una gioia vera. Il primo amore non si scorda mai, per cui la prima volta è sempre molto più bella della seconda. Il secondo scudetto fu anche lo stesso una grande festa, però certo il primo era di un'importanza notevole. Come da scordici? La devi per forza ricordare. Si organizzavano queste feste spontanee per strada. Avevo il 28 pollici, l'abbiamo messo quella finestra e nel mio villaggio è andato un cinema, tutti quando venivano a vedere la partita là. In tutti i quartieri c'erano tavolate. Ogni persona portava qualcosa da mangiare e chi passava si sedeva, mangiava, beveva e continuava il giro. I turisti che venivano si sedevano a tavola e mangiavano di tutto. E abbiamo mangiato tutti quanti attorno a questo tavolo. Ho fatto delle pizze, gli facevo spaghetti, ognuno portava qualcosa. Non ti dire qui fuori quello che io ho fatto. E i tarallari che offrivano taralli, i pasticceri che offrivano dolci. Feci 10 kg di salsiccia rosso, bianco e verde. Tutto il mio negozio facevo le alici fritte. Feci un papetto candente al condominio, non ci andavo. Per la grande festa che si stava aspettando da una vita. Comunque 2 o 3 giorni proprio che si sballava, proprio sballava. Io non lo so, non ho mai fumato spaniere, non ho mai pigliato cocaina, però pensate che era quella stessa sensazione. In quei momenti si pensavano e potevano far tutto, avevano libero arbitrio alle loro pulsioni più profonde. Pensa che per via Roma, che attualmente oggi viene chiamata anche via Toledo, c'erano delle bare. Con un prete, tutta una serie di vedove e le bare di tutte le squadre della Serie A. Poi dopo si fece il funerale vero e proprio, portarono una spalla per i quartieri spagnoli, poi per via Toledo, fu come dire una... Dallo stadio a piedi camminammo fino a tarda notte, da un bar all'altro, scendevano in strada famiglie intere dai quartieri,
quindi chiaramente non era impossibile camminare, camminavo su una nuvola. Diciamo, anche le persone anziane, su anziane come loro allora, gente di 80 anni, 70 anni che festeggiava e sembravano bambini. Gente che tenevano i dolori nelle gambe, correvano, no camminavano, correvano, stavano un bastone, l'urdest, dai l'urdest. Ero ricoverata all'ospedale dei Pellegrini qui in Pignasecca e c'era questo viavai di infermieri malati che festeggiavano, chi con lavaggio, chi con la sedia a rotelle. Ne abbiamo fatte di tutti i colori, sfilate con carri. Io mi sono fatto la prima comunione e ovviamente a fianco alla torta quella classica io ho avuto lo scudetto col numero 1. Tutti travestiti, anche io da Maradona, sempre ortodosio. Non c'aveva i capelli, dicevano allora la parrucca in testa per sembrare più Diego. A me mi vestirono da pupo, mi metterono in coppa a macchine per girare la città. Eravamo in 8, di cui 2 o 3 persone sedute sopra il cofano della macchina. E mentre stavamo lì in questo ristorante a festeggiare sentivamo passare immagini tutte quante che festeggiavamo e praticamente ne è rimasto nessuno. Io cusaio, che da casa c'è una volta comunione avevo fuori a festeggiare, che bandiera in mano, cioè, con crocifisso in vetta, la stessa cosa. È stata una cosa che non dimentico, ho le foto, l'ho voluta quella torta col primo scudetto, perché restasse tra i miei ricordi, perché fa parte della mia vita. Ma ancora oggi, quando mai siamo voi 30 anni che verranno nel 2017, lo primo scudetto, comunque se festeggi, cioè, pure nei napoletani ci sta ancora questa festività. Il re di Napoli sta arrivando all'aeroporto. No, il re no. Il re no, sono un cacciatore. Il tuo rapporto con questa città che stiamo vedendo sotto. È un rapporto meraviglioso. Meraviglioso perché secondo me il modo come questa città mi ha accolto non ha uguali in nessuna parte del mondo. Mi podía recibir así. Io rispetto e amo questa città e lo farò per tutta la vita. Porque esto es impagable. Yo no puedo entender que... È incredibile che pochi minuti dopo il mio arrivo ci fossero 70.000 persone a salutarmi. Sì, a salutare un signore che si chiama Maradona e che gioca al calcio. E questa è la forza di Napoli. Però Napoli esisteva anche prima di Maradona e continuerà ad esistere anche dopo la sua partenza. Perché è questa la forza di Napoli, l'amore per il calcio. Guarda qua, facciamo un brindisi, forza ragazzi. Lui non nascerà più, lui non nascerà più, lui non viene più il grande Maradona. Non me ne parlare. Funerale in casa. Male, ti dico male. Infatti quando se n'è andato lui non abbiamo fatto niente più. Siamo rimasti malissimo. Abbiamo perso tutto quando se n'è andato. È stata una città crista. Sì, sono state lacrime per tutti. Come se fosse scappato un padre, no? Pare come se ce l'avessero nuovato, esatto. L'ho detto napoletanamente, pare come se ce l'avessero nuovato. Questo è il mio rammarico. Questo è il mio rammarico più grande. Sai, quando una storia finisce uno non lo vuole accettare, sai? 2 persone che, nel caso di Maradona e Napoli, che si sono amati profondamente, improvvisamente questo amore finisce, non ti spieghi nemmeno il perché. Magari non realizzi nemmeno che una storia è finita, perché la grandezza della cosa poi l'abbiamo capita anni a venire. Quell'addio che, come tutte le storie di Napoli, finiscono sempre con un pizzico di amaro, perché, diciamo la verità, non c'è stato un saluto finale, non c'è stata una partita di addio. Cioè Maradona è fuggito di notte, quasi come inseguito da chissà quali gravissimi problemi. Mamma mia, è stato qualcosa che a noi veramente ha fatto male, perché prima o poi sarebbe dovuto andare via, però noi volevamo farlo andare via nel migliore dei modi e là è stata proprio una collera esagerata. È stata una tristezza, perché più un addio è stata una fuga, quella di Maradona da Napoli. È risultato una fuga ed è stato molto triste e brutto vedere un napoletano che deve scappare, che deve andare via da Napoli. Cioè, tutte le cose belle hanno sempre una fine, per cui il distacco è stato forte, anche perché poi se n'è dovuto andare quasi di nascosto e così via. Quindi ho pensato che era una parte di Napoli che se ne sarebbe andata. Perché andò via non con la coda fra le gambe, ma
di fretta e furia, è bruttissimo. Non salutare un popolo, non avere una festa adeguata per un addio, perché comunque lui ha dato tanto al calcio napoletano. Un sol colpo la città fu avvolta da un cono d'ombra, no? Come quello là che ci eravamo tolti di dosso quando lui era arrivato. È andata nell'ambiente malamente e là si è rovinata Maradona. Purtroppo l'abbiamo perso. Era il re della città, per cui frequentava locali, usciva con le donne, si divertiva come fosse tutti i ragazzi fanno alla sua età. Tutto questo, diciamo, tra virgolette fango, che poi tra l'altro potrebbe anche essere vero, però in qualche maniera sporcava questa iconografia del nostro sovrano che ci aveva portato in giro per il mondo vincendo titoli e trofei. Ma non nascerà più uno come lui. Per me il calcio è finito. Le separazioni sono sempre dolorose. Maradona aveva il ruolo di far felice la gente. Io credo ci sia perfettamente riuscito. Ecco, anche adesso mi viene la pelle d'oca ricordando questi fatti, ti rizzano i capelli, insomma, e i peli sulle braccia, insomma. Per me dopo Dio non esisterà mai nessuno, ma finché che il calcio esiste, per me esisterà sempre Dio, quello che ci ha dato calcisticamente e umanamente per la nostra città. Un eroe, ecco, noi a Napoli non abbiamo mai avuto un eroe, forse è stato Mazzanillo, ma dopo 2 giorni si è venduto a Re, quindi cercavamo proprio l'eroe e lui ci difende sempre, ancora oggi dopo 30 anni, è il nostro paladino, diciamo. È un fratello, è un uomo, poi tutto il resto, fuori il campo, noi napoletani non ci fregavo, scusate, un cazzo. Non voglio guardare i suoi problemi perché tutti quanti sbagliano. Tutti quanti hanno fatto l'errore qui e sbagliato. Non esiste nessuno in Coppa Faccia della Terra che è immacolato. Lui è stato grande anche in questo, ha detto io questa fragilità e quindi il popolo l'ha accettato. Ma io come uomini ognuno ha le sue cose, ma come uomo lo penso pure bene perché ognuno ha i suoi difetti, è giusto no? E praticamente può succedere sempre qualche cosa e può salpare sempre perché Maradona è Maradona. Per me anche come uomo non riesco a dirgli niente, che veramente noi lo vogliamo bene, guarda, io mi emoziono, perché l'ho visto sofferente, da grandi giochi che ha avuto, qua ha avuto tante sofferenze, qua a me mi dispiace come napoletano, veramente. E lui lo sa che noi lo vogliamo bene, tutto. Napoli è così, cioè ti fa così, ti mangia, è assolutamente passionale, in tutto, è un estremo. La storia con Maradona non è mai finita. La natura e la sorte ha voluto che lui ha messo un sigillo, c'ha un figlio napoletano, cioè, voglio dire, questo legame con la città, l'unico figlio maschio è napoletano, geneticamente, cioè abbiamo un Maradona che è napoletano. Quindi il ciclo si è compiuto, la genesi maradoniana si è compiuta, la fusione è fatta, è conclusa. Sono passati 30 anni. Se vedete allo stadio San Paolo escono ancora le bandiere con Maradona sopra, non lo possiamo dimenticare. Quando parlo di Maradona a David come fanno il carne mio. Maradona, è sempre dato a me Maradona, mi ha fatto sognare, mi ha fatto piangere. Dico, ole, 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 Maradona e Napoli. Volevo ringraziare il regista di questo straordinario documentario, Alessio Maria Federici, così come anche l'autore del montaggio, Cristian Lombardi, e anche l'autore delle musiche originali, Roberto Procaccini. Con questo documentario sulla storia del Pibe d'Oro a Napoli abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, che ritornerà martedì prossimo puntuali alle 21, sempre su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Siamo anche in replica mercoledì sera dopo la mezzanotte e se volete rivedere eventualmente questa puntata basta andare sulla pagina Facebook di Penalty. Attenzione, siamo in piena atmosfera natalizia, quindi a partire da questa puntata anche noi avremo una sigla tutta natalizia, realizzata per l'occasione in esclusiva da Hazel. La canzone si intitola Merry Christmas e noi ci vediamo fra 7 giorni.
is jolly, everyone is happy. We call this Christmas, and it's time have fun. Do not be gloomy, appreciate the beauty. Just look up the stars and wish what you want. No time to worry, no need to hurry. It's time to relax, be thankful and be everyone is jolly, everyone is happy. We call this Christmas, and it's time have fun. No time to worry, no need to hurry. It's time to relax, be thankful and be glad. Never feel lonely. You have a family.